Eccoci qua, arrivati a un altro nostro ospite, come di consueto, con Stefano Zara, esperto di economia e di finanza, ben ritrovato. Buongiorno. Facciamo il punto della situazione economico-finanziaria del nostro paese, ma un po' la vediamo in senso esteso. E con tutti questi purtroppo turbamenti che ci sono in giro per il mondo, molti temono ripercussioni e conseguenze. Ci sono i tassi di interesse da tenere sotto controllo, ci sono delle economie del Medio Oriente che vacillano, poi il costo del petrolio, insomma, cosa sta succedendo? Che cosa possiamo aspettarci? Quindi i risparmiatori che cosa devono temere, a cosa stare attenti? Diciamo che negli ultimi 4 anni non ci siamo fatti mancare nulla, no? No, ma proprio zero, tutto è capitato. Pandemia, poi la guerra in Ucraina, poi adesso i conflitti di Medio Oriente e nel bel mezzo di un, chiamiamolo, cambio secolare di paradigma, cioè i tassi di interesse negativi li abbiamo portato a casa per circa una decina d'anni, che si sono impennati in maniera molto forte per effetto del rialzo dell'inflazione. Ma nonostante tutto i due grossi momenti di crisi, cioè la pandemia prima e il conflitto adesso, ha imposto un'accelerazione tecnologica prima guidata dal bisogno della ricerca scientifica di dare una risposta al virus. E in seconda battuta, quello legato ai conflitti, una corsa tecnologica dominata dalla spesa militare. Se prima gli investimenti in biotecnologie erano il drive sul quale l'azienda farmaceutica ha dato velocemente una risposta al Covid, adesso il conflitto in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente sotto traccia ha un importante confronto fra le due superpotenze che sotto la voce intelligenza artificiale, che noi decliniamo come chatbot, GTP, no, l'intelligenza artificiale a scopi militari è quella che sta guidando il grande ulteriore balzo della tecnologia. Cioè non ci crediamo. Ma c'è da aver paura di questo, quando parliamo di questi balzi di tecnologia, la militare abbinata. La tecnologia è quella che ha stravolto nel periodo Covid le nostre abitudini, il modo di produrre e vendere, e oggi sta imprimendo un'ulteriore accelerazione, cioè le grandi aziende tecnologiche che noi pensavamo fossero arrivate a quotazioni di mercato sufficientemente alte, no? Hanno impresso al loro sviluppo un'ulteriore accelerazione, integrando quello che noi chiamiamo comunemente intelligenza artificiale, ma non è solo intelligenza artificiale, ma che è il nuovo drive della crescita di tutta la tecnologia. Gli investimenti in spese militari fa sì che quasi tutto quello che è comunicazioni, presidi, dispositivi tecnologici nasce da sviluppi delle tecnologie militari. Anche adesso l'intelligenza artificiale nasce come esigenza di costituire un deterrente a una risposta militare in un mondo dominato dalla conflittualità. Noi oggi abbiamo un mondo che continua a crescere. I dati della Banca Mondiale di questi ultimi giorni dicono di un mondo che cresce più lentamente rispetto alle previsioni. Una crescita mondiale, Banca Centrale la vede intorno al 2,5, la rivede a ribasso dal 3 di qualche mese fa, un po' perché le tensioni geopolitiche bloccano il commercio mondiale, quindi noi abbiamo bisogno per crescere di avere un mondo che liberi la possibilità di vendere prodotti e merci e servizi un po' dappertutto. Non so, l'espressione del prodotto interno lordo non è altro che la possibilità, la facoltà, la capacità che ha una nazione, un'area geografica di poter scambiare con altre aree geografiche prodotti, beni e servizi. Le tensioni ovviamente stanno rallentando questa possibilità. In più alti tassi di interesse, ma questo direi un po' meno, perché gli alti tassi di interesse sono stati, tra virgolette, 2023. Sono stati tanto alti. Sono saliti in maniera virulente, una magnitudine mai con ripercussioni e conseguenze estese. È altrettanto vero che stanno scendendo in maniera altrettanto veloce. Stanno scendendo tanto, sì. Ma sono stato delegato di Banca Intesa
qualche settimana fa, insomma, gli effetti li vedremo nel secondo semestre di quest'anno, ma se io oggi guardo i dati, l'Euribor è già 3 mesi sotto il 4% e l'IRS, che è quel parametro utilizzato dalle banche per la determinazione dei tassi fissi, è sotto il 3% su tutte le durate, in maniera anche molto sensibile. Quindi i tassi stanno scendendo, le dichiarazioni di novembre delle banche centrali americane di dire attenzione, noi siamo già cresciuti abbastanza, abbiamo fatto salire i tassi in maniera molto decisa e l'economia sta rallentando, ha fatto intravedere una pausa, dichiarazioni molto morbide per quanto riguarda il 2024-2025 di addirittura tagli previsti per questa primavera, almeno negli Stati Uniti. Ah, negli Stati Uniti, però dopo prima che arrivino qui da noi ci vuole... Ma noi abbiamo in Europa una situazione dal punto di vista economico meno forte rispetto agli Stati Uniti, che hanno un'economia dirompente. Oggi, l'abbiamo detto molte volte, su $100 che si muovono nel mondo, 71 riguardano il mercato americano, che è l'economia dominante. Non solo nella finanza non esiste la possibilità di rappresentare una efficace diversificazione, insomma, tutto riguarda quel mercato. Insomma. Ma quindi gli Stati Uniti vanno bene adesso? Ma vanno bene, la loro economia ha imboccato ormai da anni quelli che sono i drive più importanti, insomma, non solo tecnologici, ma ha sempre funzionato da loro quell'integrazione tra ricerca, accademia, bar, università e industria. La grande sfida è ormai da tempo dichiarata con la Cina e non riguarda solo l'intelligenza artificiale, che ha anche declinazioni dal punto di vista della difesa, dell'industria militare, ma riguarda l'industria dell'auto. Ormai insomma, la grande svolta sull'auto elettrica l'ha imboccata la Cina, che è un produttore che comunque ha contaminato tutte le principali aziende europee ed è l'unico concorrente con il mercato americano. Ormai quella della mobilità elettrica è una strada imboccata dalle due grandi superpotenze. Quindi in Europa anche produttori di auto normali? Ma si stanno già tutti un po' indirizzando a quel settore. Però diciamo che la Cina è già avanti, è già avanti. Quindi diciamo l'economia di regime ha sempre, mentre l'economia di mercato ti impone degli aggiustamenti, delle correzioni, devi dichiarare, l'economia cinese è un'economia di regime, quindi dove puoi fare quello che vuoi, insomma. Vabbè, adesso passeranno i 2 figli perché hanno avuto un calo delle nascite, quindi renderanno obbligatorio questa. Però non sono così felici come in precedenza, entusiasti cinesi. Loro sono condannati a crescere. Proprio per mantenere quella sorta di, almeno all'apparenza, benessere diffuso, un benessere tra virgolette che vorrebbero nelle intenzioni, no? Sia più diffuso possibile. Però c'è stato un calo del benessere, vedere anche delle prospettive future per quel che riguarda le giovani generazioni. Mentre negli Stati Uniti la crescita ha coinciso con l'aumento dei salari, quindi si guadagna di più, questo non è capitato in Europa, anche meno in Italia, e fa fatica ovviamente a diffondersi in maniera produttiva in Cina. Insomma, la Cina ha bisogno che il mercato sia un mercato più aperto possibile. Adesso il maggior numero di auto elettriche la Cina le vende alla Russia, quindi sicuramente un partner commerciale che può dare numeri ma non può dare margini. Ma quindi in Russia stanno ancora bene? Quelli che hanno la possibilità di spendere sembra abbiano mantenuto la possibilità di spendere. Quindi c'è ancora questa fetta molto con entrate che, perché comunque con la Cina loro dialogano. Loro dialogano, sono tensioni, quelli che sono ancora in arte, che hanno bisogno comunque di essere dipanate e risolversi. Per il momento il mercato ha trascurato quelli che possono essere gli scenari peggiori e si è concentrato sui numeri, cioè sulla capacità delle aziende di affrontare le crisi in atto e di mantenere alta la redditività.
Quindi le aziende oggi, sia che siano banche, che siano fabbriche, mantengono elevate le capacità di generare utili e sono riusciti a farlo imprimendo una forte accelerazione su quella che è la conversione ESG, i parametri legati al rispetto ambientale, alla parità, rispetto a una buona governance, certo. E ad aziende che abbiano anche vogliono mantenere o migliorare anche una loro certa attitudine sociale. Insomma. Questo conflitto medio orientale che cosa può andare ad alterare negli equilibri? Insomma, l'attività frenetica di Blinken di questi giorni del segretario di Stato americano dimostra che gli americani sono molto attenti nell'anno elettorale a non far sì che gli americani decidono il nome del prossimo presidente con shock finanziari in corso, situazioni belliche fuori controllo. Questa è la grande paura dell'attuale amministrazione, di non sistemare le cose prima dei mesi decisivi che saranno quelli da primavera all'autunno. Insomma. Sì, sarà un'attenzione elettorale particolarmente, insomma, basta aprire, poco ortodossa, fatta di colpi bassi, sì, non sarà molto idilliaca, insomma. Quindi staremo un po' a vedere, però le ripercussioni potrebbero esserci se questo conflitto ci saranno ripercussioni. Purtroppo l'economia dominante, il sistema economico americano è quello che ha avuto, a torto a ragione, insomma, ha avuto maggiore capacità di diffondersi. Questo stiamo a chiederci perché, sarebbe troppo lungo, insomma. E quindi le tensioni che quel mercato, in quel mercato e in quel paese si generano hanno un effetto immediato e diretto anche sui nostri consumi, sul nostro modo di vedere le cose, su quello su tutto, insomma. Perfetto. Allora, invece il conflitto dell'Ucraina che continua ad esserci con la Russia, che cosa può alla lunga comportare? Noi tempo addietro dicevamo ma durerà non tanto, entro un anno dovrebbe chiudersi, invece questo a questo punto andrà. Io mi sono ripreso alcuni articoli di inizio conflitto in cui esperti americani avevano previsto che il conflitto sarebbe durato non meno di 2-3 anni. Infatti ricordo. Quindi è una cosa che sì, però, non avevano messo nel... Tanto il tempo è passato. Tanto il tempo è passato, 2 anni, siamo ben oltre i 2 anni. Qui l'Europa procede, tra virgolette, simulando una sorta di comunione di intenti, di visione univoca. Manca una forte leadership che imponga certe scelte, cioè non possiamo... l'idea che se ne fa da fuori, leggendo i giornali, un po' guardando quello i servizi, è che questi 2 paesi abbiano mandato a morire la loro miglior gioventù, in buona sostanza, per quanto poco, valutando a ribasso le stime che vengono comunicate, insomma 300.000 morti da una parte e altrettanti dall'altra. Sono ragazzi di 20 anni che sono stati mandati, un'intera generazione che è stata sacrificata per mantenere sostanzialmente uno status quo molto vicino a quella che è la situazione precedente. Insomma. Non sembra allo stato attuale che ci siano delle soluzioni sul tavolo e che nemmeno si avvicina una voglia di negoziare. La Russia sembra aspetti il nuovo manico americano per vedere se con Trump possono cambiare le cose, possono essere reinserita nei giochi. La Cina è sempre lì che per il momento è ai margini. Perché vuole un mantenimento dell'economia. Perché vuole, tra virgolette, non può... La stabilità dell'economia. Tanto la Cina ha paura che era un po' il nemico dichiarato della prima amministrazione Trump, però la Cina è il nemico che... con Obama invece c'erano aperte delle... È una situazione molto dinamica, troppo grande per essere, tra virgolette, semplificata in frasi anche banali. Sembra però che siano lontane, purtroppo, delle soluzioni sia per quanto riguarda la crisi ucraina, sia tantomeno la altrettanto spinosa crisi mediorientale. Sì. Una battuta sull'intelligenza artificiale, perché ne ha accennato prima, se ne parla tantissimo, potrebbe cambiare un po' rapidamente anche le dinamiche. Sì, ma noi ne abbiamo una percezione quasi molto videogiochistica, no? Cioè
applicazione sul telefonino che ti fa tradurre i testi nelle varie lingue, oppure che ti trova il contenuto che non sai trovare. In realtà le applicazioni sono molto più profonde, sono molto più pervasive, può esserci un controllo anche più forte, più stringente sull'operatività delle persone, sull'operatività delle aziende, cioè l'intelligenza artificiale è molto altro e molte applicazioni dell'intelligenza artificiale non le conosciamo. Però i vari gridi d'allarme, soprattutto in ambito accademico, che ci dicono attenzione a, ci devono far riflettere sul fatto che comunque ci vorrà un controllo e un inserimento graduale, dei limiti. Noi siamo bravi in Italia a mettere limiti enormi su tutto quanto, no, si tratta di farne un uso, tra virgolette, al servizio dell'uomo, della scuola, della sanità, non solo dell'intelligenza artificiale, ma anche tutto quello che è, non ne parliamo più, ma bisognerebbe riaffrontare il discorso, tutto quello è stato l'articolato tecnologico dietro il mondo delle criptovalute, no? Che tutta la tecnologia blockchain, la capacità di fare delle negoziazioni molto veloci, rapide e sicure, non frodabili, non attaccabili. C'è tutto un mondo che sotto la patina un po' così molto superficiale delle criptovalute si sta diffondendo, è già operativo, quindi che vuol dire che le aziende hanno cominciato a archiviare dati in maniera più sicura rispetto al passato, che c'è già la possibilità fin da oggi di poter avere degli archivi, parlo della pubblica amministrazione, con costi di gestione molto più limitati rispetto al passato, ma anche qui più sicuri, dare la possibilità al cittadino di avere una migliore e più sicura gestione dei propri dati. Cioè, abbiamo tutte queste cose che sono un portato di questi anni, no? Covid ha accelerato e i conflitti attuali stanno accelerando altre cose, all'apparenza meno utili, ma che impatteranno sulla nostra vita e sul nostro lavoro. Quindi è un mondo forse molto prima di quel che magari ci stiamo aspettando. La cosa che è cambiata da Covid in poi è la velocità del cambiamento, una velocità a cui non siamo, e qui è difficile abituarsi. Quello che noi leggiamo già oggi probabilmente riguarda una situazione già superata. Ma chi è che riesce a starci dietro? Ma è difficile. Cioè, siamo fuori controllo? No, è difficile. Le grandi, quando vediamo le grandi aziende americane che hanno, tra virgolette, una forza finanziaria. Abbiamo sempre detto che le prime 4 aziende americane hanno una forza finanziaria, una capitalizzazione, che supera il PIL di tutta l'Europa più la Russia. Quindi parliamo di aziende che hanno la capacità di imparare, non temono la concorrenza, perché tutto quello che si produce o si progetta o si esplora nel mondo va in rete e quindi immediatamente è appannaggio di queste aziende, che quindi non temono concorrenza, hanno la capacità di scegliere i migliori collaboratori non americani ma in tutto il mondo, e in più non hanno limiti finanziari, quindi diciamo che una volta si diceva il potere delle multinazionali, no, oggi abbiamo delle entità aziendali che hanno dimensioni globali, ma veramente globali, e che dominano la politica. Sì, assolutamente. Quindi ci sono altre cose che incombono sulle nostre Beh, è sufficiente teste. Questo per impaurire chiunque. Impaurire, quindi vuol dire cosa quello bisogna fare? che sorprende e manca ormai, credo, da una decina d'anni, è che chi si occupa della guida di un paese, insomma, non abbia percezione di queste cose. O forse ne ha percezione. O forse ne ha, ma non riesce comunque a incidere esatto. su queste cose. Non riesce a incidere. E fa tenerezza che il presidente del piccolo paese oggi conti meno di un amministratore delegato di una media azienda tecnologica. Quindi è la tecnologia che noi dobbiamo tenere d'occhio. È quello che la tecnologia oggi ha il valore delle prime grandi industrie siderurgiche del Novecento, quelle che hanno fatto le grandi linee ferroviarie negli Stati Uniti, ecco, ma forse ancora di più, Carnegie negli Stati Uniti dell'inizio del Novecento, i padroni dell'acciaio, i padroni dell'acciaio, i padroni del vapore, che insomma hanno fatto quel paese
Oggi non si chiamano più Cargill, ma sono l'amministratore delegato di Alphabet, piuttosto che Metaverso, piuttosto che Apple, che non è una persona, ma è un gruppo di persone che hanno grandi capacità tecniche, sono dei fior di ingegneri gestionali, ma lo stesso Zuckerberg, al di là del fatto è uno che di tecnologia ne sa, cioè, sono persone che hanno una sorta di rinascimento, visto ex post forse avremo la percezione di quelli che sono stati questi anni. Oggi che ce ne siamo in mezzo è difficile valutare, noi ne vediamo l'aspetto molto marginale, legato alla foto, al fatto che abbiano degli yacht da 150 metri, eccetera, eccetera. O dei comportamenti. Ma in realtà stiamo vivendo una sorta di rinascimento in cui i padroni della tecnologia danno il ritmo della crescita dei paesi in cui loro sono insediati, ma determinano anche i nostri consumi, il modo in cui comunichiamo, il modo in cui ci scambiamo notizie, incidono su quasi tutte le cose che riguardano la nostra vita quotidiana. Allora, vita quotidiana, siamo quasi in chiusura, ai nostri telespettatori che poco si intendono, chi più, chi meno, di economia, di finanza, eccetera, che consiglio? Tornando a cose molto semplici, esatto. No? Le cose sono tornate, nel mondo finanziario sono tornate a una sorta di normalità tradizionale, vuol dire che gli investimenti che hanno un ridotto livello di rischio, che per un certo numero di anni, gli anni di tassi negativi non davano rendimento, oggi danno rendimenti, quindi il 2,5, il 3% sono risultati, redditività che con una certa facilità qualsiasi risparmiatore può portarsi a casa oggi. Il mondo delle azioni oggi ti dà la possibilità di, tecnologia e quant'altro, di fare delle scelte più a lungo termine, ma queste vanno ponderate di volta in volta. Certo. Quindi grande cautela a questo punto. Sempre Perfetto. grande cautela. Benissimo, Stefano Zara, grazie Prego. mille di questo aggiornamento, di questa panoramica che bisogna fare periodicamente perché effettivamente non ci rendiamo conto di quello che ci circonda. Le auguriamo buon lavoro perché Grazie. ne avrà per il nuovo anno, ce ne vedremo anche presto. Voi telespettatori invece lascio alla pubblicità, ma dovete restare con noi perché le interviste non terminano qui e quindi altri interessanti argomenti che andremo ad affrontare insieme. A tra poco.